Domani è una giornata cruciale per alcuni club agrigentini che saranno impegnati nei play-off e nei play-out sia nel torneo d'eccellenza che in quello di promozione. Ma andiamo con ordine. In eccellenza per i play-off il Camarat tende al tutto per tutto sul difficile terreno di Alcamo. Ai biancazzurri di Renato Maggio interessa soltanto il risultato, la vittoria. Infatti per il peggior piazzamento in classifica, i bianconeri trapanesi per superare questo primo turno andrebbe bene anche il pari. Ecco perché c'è da aspettarsi un Camarat da battaglia vera e propria. La formazione di Maggio, che appena un mese e mezzo fa strappò proprio ad Alcamo lo 0-0, questa volta è chiamata a vincere. Maggio si affida agli uomini di esperienza e confida nella vena realizzativa di Scillufo, che quest'anno ha fatto vedere di possedere dei numeri da capogiro. Scillufo è uno dei migliori attaccanti della categoria. L'Alcamo dal canto suo nell'ultimo periodo ha alternato prestazioni maiuscole a prove incolori. La condizione fisica non è più ottimale, il serio infortunio accorso a Fabres, per lui la stagione è finita già da un pezzo, fanno ben sperare i tifosi del Camarat che numerosi raggiungeranno lo stadio trapanese. Sempre in eccellenza il Gemini di Riccardo Chico, che ha chiuso la stagione in crescendo, in casa ha la possibilità di guadagnarsi la salvezza ricevendo la Folgore. Sulla carta la gara per i biancorossi, che domani saranno trascinati da un pubblico favoloso, non dovrebbe essere difficile regolare i rossoneri, che sono sembrati smarriti nelle ultime giornate della stagione regolare. Però essendo un incontro secco i pericoli sono sempre in agguato. C'è da dire che al Gemini per mantenere l'eccellenza andrebbe benissimo anche un pari, ma Chico ha raccomandato ai suoi di non cullarsi sugli allori e di cercare subito quel gol della tranquillità. In promozione la giornata della Pro Favara, che da 2 settimane è tornata nelle mani di Ignazio Crescenzo dopo la parentesi Lillo Farrugia. La formazione giallo-blu a Brucculeri ospita lo Strasatti, una gara che nasconde parecchie insidie, ma la Pro Favara di quest'ultimo scorcio di stagione sembra avere il pronostico dalla sua parte, e non solo perché avrà l'opportunità di giocare dinanzi al proprio pubblico. Anche in questo caso i favaresi avranno la possibilità di giocare su 2 risultati su 3. Stesso discorso per i play-out di promozione del Canicattì, che riceve al Carlotta Bordonaro l'isola delle femmine. Ricordiamo che al termine dei 90 minuti, sia nelle sfide di eccellenza che in quelle di promozione, se il risultato dovesse essere di parità, verranno disputati tempi supplementari e se continuerà ad esserci una situazione di pareggio, passerà il turno la squadra migliore classificata nella regular season. E domani sera la Fortitudo Basket Agrigento conoscerà l'avversario che affronterà nelle semifinali playoff. Infatti è in programma la gara di Bella tra Roseto degli Abruzzi e Francavilla. Finora le due formazioni hanno vinto un incontro a testa. Domani sera chi perde va fuori e chi vince invece andrà ad affrontare, sempre al meglio di 3 gare, il Dream Team di Franco Giani. La prima partita in programma è per domenica 20 maggio al Pala Moncada.